L'assessore regionale alla salute è in visita all'hub del villaggio Mosè. Riapre la principale arteria dopo tanti disagi per la circolazione. Censurato l'attore amato dalle famiglie. Protesta per la carenza di personale davanti alla prefettura. Un altro triste anniversario. Bentrovati con TVA Notizie, apertura dedicata oggi alla visita dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza all'hub vaccinale del villaggio Mosè, dove c'era per noi il direttore Arturo Cantella. Assessore, parliamo di questa visita ad Agrigento per fare un punto della situazione e programmare anche le attività per aumentare i vaccinatori. Intanto è una visita dovuta, visto che la provincia di Agrigento insieme alla provincia di Palermo è quella che in Sicilia sta raggiungendo i migliori livelli di vaccinazione in linea con il target nazionale e che fa immaginare che entro il 30 settembre in provincia di Agrigento si potrà raggiungere l'80% di soggetti vaccinati come previsto dalle direttive del commissario Figliuolo. È un lavoro molto importante, questo hub e gli altri sono diventati punti di riferimento nel territorio, non ci si sarebbe attesi forse all'inizio della campagna vaccinale che da una provincia così impegnata come quella di Agrigento si potesse arrivare a questi numeri così importanti. È il merito dei cittadini di questo territorio, è il merito dell'azienda sanitaria provinciale, degli operatori, di tutti coloro che stanno lavorando, ma non ci dobbiamo accontentare e da una provincia così impegnata il mio appello è a chi è molto più indietro, perché non possiamo rallentare la nostra vita sociale e soprattutto non possiamo rallentare la nostra vita economica. Se la Sicilia è in zona gialla è per il numero alto dei ricoveri ospedalieri in terapia intensiva e in degenza ordinaria, che sono largamente il frutto di un numero di vaccinati troppo basso. Allora, se Agrigento è punto di riferimento in Sicilia, che sia ad esempio per tutte le province. Ma in questo momento noi abbiamo un plateau che ci fa immaginare che non si stia incrementando molto la degenza. Ci aspettiamo tanto dall'incremento della campagna vaccinale. In Sicilia abbiamo assistito nelle fasi precedenti anche quasi 300 persone in terapia intensiva per Covid, oggi siamo a qualcosa in più di 105, quindi è un numero assolutamente in linea con una bassa preoccupazione. È alta invece la preoccupazione se nel mese di settembre dovesse non retrocedere la curva dei contagi e se nel mese di settembre non dovesse alzarsi il sistema delle immunizzazioni. Devo dire che i provvedimenti adottati dal Presidente Musumeci in alcuni comuni hanno avuto l'effetto, perché quando si è data una stretta dal punto di vista anche delle attività economiche è venuta su la voglia di vaccinarsi. Lo dico perché in una giornata particolare come quella di oggi, dove si organizzano proteste, dove alcuni pensano in nome del no Green Pass, del no Vax, di poter bloccare le attività economiche, di poter bloccare la mobilità, ecco, forse chi ha ruoli istituzionali dovrebbe dire in questo momento qualcosa in più e magari evitare di lisciare il pelo a chi cerca di alimentare lo scontro. Ecco, l'auspicio è che tutti comprendano la difficoltà del momento. In vista delle prossime aperture scolastiche? Noi abbiamo con l'assessore Lagalla lavorato a un piano per la vaccinazione, anche qui siamo stati tra le regioni che hanno vaccinato di più, la percentuale di docenti vaccinati è sopra la media nazionale, abbiamo attivato con la medicina scolastica la possibilità anche di sedi vaccinali nelle strutture scolastiche. Io penso che i ragazzi hanno diritto ad andare a scuola, dovremmo evitare il ricorso alla didattica a distanza, perché tutti questi anni di didattica a distanza incidono moltissimo sulla capacità formativa e anche sulla capacità di relazione dei ragazzi più piccoli. Sarà che oggi da
genitore la vivo in maniera diversa e quindi mi accorgo di qualcosa al quale magari prima non avrei pensato. Assessore, stiamo vedendo qui dei manifesti, on the road parte la campagna con i camper, questo è un fatto sicuramente importante, andare sul posto. L'hub arriva dai cittadini, anche in questo la provincia di Agrigento sta facendo un ottimo lavoro, lo dico perché voi che siete operatori della comunicazione lo sapete molto meglio di me, dal punto di vista del sistema sanitario la provincia di Agrigento nel tempo recente passato ha avuto grandissime criticità. Questo dinamismo invece che c'è stato attorno alla campagna vaccinale, io voglio sperare che sia anche una rinascita per il sistema sanitario di questa provincia, che ha bisogno ovviamente di investimenti, ovviamente di risorse umane, ma ha bisogno anche di quello sforzo di credere in se stesso che forse nei mesi passati e negli anni passati è mancato. Ma è un appello che è dettato dai numeri. Se il 90% dei ricoveri in terapia intensiva sono per chi non è vaccinato, se il maggior numero dei lutti si rivedono su chi non è vaccinato, è chiaro che ci troviamo in una condizione nella quale non vaccinarsi significa fare il proprio danno e il danno delle persone che ti stanno accanto. L'Istituto Comprensivo Anna Frank di via Matteo Cimarra ad Agrigento, diretto da Alfio Russo, domenica 5 settembre diventerà hub vaccinale per gli over 12 che potranno vaccinarsi con Pfizer e Moderna. Dalle 10 alle 17 grazie alla collaborazione tra l'ASP di Agrigento e l'Istituto Scolastico. I ragazzi devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno solo, purché munito di delega dell'altro genitore. Finalmente riapre la via San Vito dopo quasi 100 giorni di disagi. Ascoltiamo il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, al microfono di Arturo Cantella. Sindaco, allora parliamo di questa apertura di via San Vito che è stata anche tanto criticata per i tempi che sono stati abbastanza lunghi e lenti, come mai? Oggi si riapre la via San Vito e ho indetto questa conferenza stampa naturalmente per far capire ai miei concittadini quello che c'è stato dietro, il lavoro che c'è stato dietro, non sono stati tempi lunghi, ma poi magari le spiegherà nei dettagli l'assessore Principato. Da 2 mesi che ci stiamo lavorando, sono stati effettuati i carotaggi, le analisi dei campioni prelevati e questo ha permesso sì poi di poter fare un progetto idoneo e quindi poter riaprire la strada. E se fosse stata una cosa mia personale penso che in 20 giorni un muro di casa mia l'avrei fatto, ma in questo caso capite bene i tempi burocratici, gli affidamenti, le gare, i bandi, gli impegni di spesa e con anche la stagione estiva, perché si parla di luglio e agosto, proprio in pieno Ferragosto, quindi penso che i tempi io li chiamerei tempi record. Nei particolari penso che il mio assessore può essere più preciso. Ecco. È importante sottolineare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un fermo disposto dai vigili del fuoco per un problema di stabilità del muro. Quindi si è posto da subito un problema di incolumità delle persone che ovviamente passano nel muro, quindi noi siamo andati in una fase di analisi preventiva di quelle che potevano essere le alternative e gli interventi da poter realizzare. Del muro che cosa si conosceva? La presenza di uno spangiamento era visibile dai primi sopralluoghi che abbiamo affettato congiuntamente con la protezione civile, poi successivamente il genio civile, ma anche con gli stessi vigili del fuoco. Erano visibili delle lesioni, un rigonfiamento come dicevo e la presenza di apparati radicali che hanno staccato nella porzione superiore il cordolo. Quindi siamo andati poi ad analizzare quelle che sono un po' la parte geologica, abbiamo trovato che il muro sta in una zona R4 che è una zona ad alto rischio, quindi inizialmente fiduciosi di poter con un puntellamento mantenere sulla struttura e riaprire subito la strada, abbiamo fatto i primi calcoli di intervento con un puntellamento sia metallico che in legno per un sostegno della struttura. Già a giugno abbiamo fatto anche una richiesta alla protezione civile di un finanziamento perché l'intero intervento cumula circa 250-300 mila euro di intervento totale e
non essendo disponibili nelle casse del comune abbiamo optato per un'azione alternativa. L'azione alternativa ovviamente qual è? È quella di andare a sondare quello che effettivamente è la condizione del terreno, perché non conoscendola uno si mette nella condizione peggiore, ma sapendo tramite dei sondaggi quello che c'è realmente dietro il muro, quindi quello che sono le effettive distanze e le zone di ancoraggio, si può fare l'effettivo intervento. Nel frattempo abbiamo fatto degli impegni di spesa, come diceva il sindaco, quindi per il primo affidamento dei consolidamenti che sono stati effettuati non solo sulla zona del muro che aveva la problematica dello spanciamento, ma su tutto l'intero muro. Perché? Perché quello che oggi abbiamo realizzato è un intervento limitato alla zona che risolve il problema della instabilità del muro stesso e della porzione. Ma a quello poi sicuramente andrà associato un intervento molto più compatto. L'intervento in che cosa consiste? Consiste fondamentalmente in un consolidamento del muro, più che altro di una messa in sicurezza con delle chiudature e una rete a doppia torsione che viene risvoltata anche nella parte superiore in modo tale da mantenere praticamente stabile tutta la struttura. Il nostro intervento è stato ovviamente abbastanza repentino, subito dopo l'annuncio del problema dato dal sindaco, quindi siamo andati subito velocemente a fare un sopralluogo per poter controllare direttamente in prima persona la situazione, dopodiché abbiamo immediatamente attivato le nostre conoscenze per poter approntare un progetto di messa in sicurezza quanto più veloce possibile, che permette assolutamente la riapertura della strada, che infatti in sicurezza assolutamente. Una battuta veloce sulla sua competenza di geologo, dottore Calamita. L'amministrazione è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza un muro, questo era il vero problema, ecco perché si è perso, qualcuno dice, del tempo. Era necessario capire quali erano le problematiche geologiche che coinvolgevano questa parete che era contenuta da un muro in blocchetti di calcarenite. Abbiamo fatto le indagini che l'amministrazione ci ha affidato, da queste indagini abbiamo capito qual era la problematica, per fortuna era meno complessa di quanto si pensasse, allora con semplici lavori come sono stati progettati dall'ingegnere Tornabene, l'amministrazione ha potuto mettere in sicurezza il muro e quindi riaprire la strada. Questo è quanto si è fatto in tempi brevissimi, ritengo. Manifestazione dei Vigili del Fuoco davanti alla Prefettura di Agrigento per sollecitare l'ampliamento degli organici. Oggi manifestate qui davanti alla Prefettura per quali motivazioni? Noi stiamo manifestando perché il comando di Agrigento ha una carenza di personale operativo, cioè quello deputato a fare gli interventi, quello che sale sui mezzi e va in risposta alla popolazione, fa il soccorso. Una carenza di 47 unità, chiaramente di queste 47 unità a fine anno saranno anche di più perché c'è un passaggio di qualifica previsto da vigile a caposquadre ed è anche dei pensionamenti che chiaramente porteranno ad aumentare la carenza. Quest'anno noi abbiamo avuto una stagione veramente da girone dantesco, un inferno, tant'è che per sopperire alla carenza di personale il Dipartimento e la Direzione hanno subito messo dei dispositivi quali il raddoppio di turno dello stesso però personale, cioè lo stesso personale che dovrebbe fare turni da 12 ore ne ha fatto 24 ore, quindi capite bene che si tratta di un'attività massacrante per le persone che fanno questo tipo di attività, insomma il soccorso. Che estate è stata da un punto di vista di incendi, insomma una stagione come al solito che si presenta sempre dai dati molto allarmanti per via anche del fenomeno dei piromani. Ecco, voi come avete risposto a questa cosa? Noi abbiamo risposto in maniera egregia nonostante la carenza all'emergenza. Ma questo grazie e devo ringraziare veramente tutti i colleghi che hanno diciamo, raddoppiato i turni, hanno fatto dei lavori, ma chiaramente questi raddoppi di turno nessuno ha potuto soffrire di ferie o di spazi insomma, da dedicare alla famiglia.
purtroppo l'emergenza ha imposto questo. Il problema degli incendi estivi è un problema che bisognerebbe, diciamo, aprire un capitolo a parte, perché non è risolvibile andando dietro a spegnere, ma con la prevenzione e con una serie di misure che praticamente riteniamo possono essere deterrenti per i piromani e per la gente che... L'ultimo l'incendio che è successo proprio qui a due passi al Palazzo Standa, che siete riusciti brillantemente a bloccare, non cosa che invece è avvenuta a Milano, dove insomma tutti sono dovuti scappare, il palazzo è andato via, insomma. Beh, sono due situazioni diverse. Quello del Palazzo Standa, per fortuna non c'era quella struttura come ad esempio a Milano, che ha creato, doveva essere una struttura praticamente ignifuga, però essendo distanziata dalle pareti ha creato un effetto camino che ha alimentato praticamente l'incendio. Qui diciamo, abbiamo fatto subito quanto necessario per poter spegnere l'incendio e senza provocare danni a tutto il palazzo. È andato bene. Appunto di questa situazione io volevo anche fare una precisazione. Quando ci sono gli incendi estivi non è che i vigili del fuoco praticamente si fermano lì agli incendi della sterpaglia, del bosco, eccetera. Noi comunque dobbiamo rispondere a incendi di abitazione, a soccorsi, incidenti stradali, che quest'anno ce ne sono stati parecchi, a tante tipologie di interventi che siamo deputati, siamo chiamati a risolvere e per questo dobbiamo anche ringraziare, e ci tengo particolarmente, dobbiamo ringraziare i colleghi volontari del distaccamento di Cianciana, i volontari dei Vigili del Fuoco di Cianciana e i colleghi della Forestale che, diciamo, l'antincendio boschivo quest'anno abbiamo avuto veramente collaborazione grande, come sempre, da parte dei colleghi della Forestale. Però, ripeto, noi siamo, al Comando di Agrigento siamo pochi. Il vero punto principale è che noi abbiamo bisogno di colmare, non chiediamo nient'altro, colmare le carenze che abbiamo in organico, questo chiediamo. Un altro anniversario trascorre tra omertà e speranza a Mazzara del Vallo, tutti con Denise. Il 1° settembre di 17 anni fa, come abbiamo ricordato ieri nel servizio del direttore Arturo Cantella, veniva rapita a Mazzara del Vallo Denise Pipitone. Un mistero lungo 17 anni e nessuno avrebbe immaginato che a finire sotto inchiesta per false dichiarazioni potesse essere uno dei magistrati che si era occupato del caso. Lei sotto processo, mentre degli autori del sequestro nessuna traccia e nessun procedimento, perché nessuno aiuta la giustizia. Ieri abbiamo ascoltato la mamma Piera Maggio. Oggi vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato ad Agrigento con l'avvocato Giacomo Frazzitta. Intanto un altro anniversario trascorre nell'assoluta omertà. Avvocato Frazzitta, mettere passione nel lavoro. Lei ha messo e mette tanta passione per il caso Denise. Sì, è chiaro che questo è un caso che tocca innanzitutto le corde di noi genitori e quindi quando vi è coinvolto un bambino in una storia triste e brutta come quella che comunque ha coinvolto Denise Pipitone, oltre all'aspetto, diciamo, tecnico-giuridico, è chiaro che metti passione a cercare la verità. Siamo contenti di essere oggi qui perché comunque è anche un modo questo per tenere alta l'attenzione sul caso di Denise Pipitone. L'unico vero premio sarebbe trovare Denise, o comunque un altro premio sarebbe almeno avere la verità sul rapimento di Denise Pipitone e vedere i colpevoli condannati. Questo purtroppo ancora oggi noi non lo abbiamo ed è quello che richiediamo, colpevoli e verità. Oggi Agrigento sta facendo veramente una bella carezza alla mamma Coraggio Piera Maggio, a tutti noi che abbiamo da sempre lottato, e ringraziamo il patrono Lelio Castaldo per questa carezza che oggi dà e serve per tenere alta l'attenzione. Ecco avvocato, io non le voglio chiedere un commento, fare un commento. Un magistrato che ha indagato sul caso Denise che è indagato.
Noi rispettiamo la magistratura sempre e comunque perché è uno dei pilastri istituzionali del nostro sistema democratico, quindi abbiamo sempre avuto fiducia anche quando non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Abbiamo sempre detto il giorno stesso in cui c'è stata la sentenza della Suprema Corte che noi rispettavamo la sentenza della Suprema Corte perché in Italia c'è bisogno comunque di certezze anche quando queste ci danno immense incertezze come nel nostro caso. A Porto Empedocle da un locale ristrutturato verrà ricavata una sala multimediale con 60 posti. Le interviste di Arturo Cantella. Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, ecco, ci aggiorni delle iniziative che sono state finanziate per il vostro comune. Iniziative ne sono state finanziate tante, dopo anni di semina stanno arrivando i frutti di questo intenso lavoro. Oggi abbiamo parlato di questa iniziativa che avevamo cominciato a intraprendere nel 2017, come vedete la burocrazia è tanta, però siamo finalmente all'inizio dei lavori e delle attività di questo centro che arricchirà questa comunità. Ringrazio il Presidente della Proloco, l'ingegnere Savatteri, sono battaglie che abbiamo condotto insieme, lui naturalmente in prima persona, però con tutto l'aiuto da parte della nostra amministrazione, perché riteniamo che in questa zona, alle spalle del municipio, un centro in cui possano svolgersi attività coinvolgenti per i giovani, per gli anziani, per coloro che vogliono fare cultura, sia una cosa essenziale. Mancava e d'ora in poi lo avremo. Penso che la realizzazione, non so, ci vorrà qualche mese, e quindi però già iniziano i lavori e sono felice che questo frutto dell'amministrazione venga in questo momento, perché per noi è molto importante, è una soddisfazione anche morale vedere finalmente il frutto di tante fatiche. Assessore Salvatore Di Betta, Comune di Porto Empedocle, parliamo di queste iniziative che sono state finanziate e che a breve partiranno. Quali sono? Allora, abbiamo oggi l'onore di presentare queste due iniziative che sono una legata all'Umbria di Agrigento, un progetto seguito anche dalla nostra Proloco, dal Presidente Savatteri, che è stato sempre collaborativo con noi, e con l'occasione cogliamo anche il momento della presentazione del Galsicani, che è il progetto Mari e Monti, che abbiamo avuto da poco il decreto e che a breve poi inizieranno anche i lavori. Riqualifichiamo degli uffici comunali adibiti al turismo e sicuramente per i prossimi anni saranno di punto di riferimento per le prossime iniziative. Un duro lavoro dietro le quinte, di programmazione, di progettazione, di burocrazia, che poi porta ai risultati finali. Non tutto quello che si vede ora è il risultato finale, ma nei prossimi anni a venire saranno bellissime iniziative presentabili. Il ruolo è importante perché abbiamo, come Umbri Sicilia, abbiamo partecipato al bando PSR della Regione Siciliana, l'assessorato agricoltura, su 6 progetti presentati relativi a 6 province, e ben 5 progetti si sono classificati ai primi posti con il punteggio massimo di 100 su 100. Uno di questi riguarda il nostro comitato provinciale di Agrigento. Abbiamo ottenuto dal sindaco nel lontano 2017, come giustamente diceva, abbiamo ottenuto un locale comunale di prestigio ubicato nella piazza Vecchia, un locale di 80 metri quadri, ex biblioteca comunale. L'abbiamo avuto incomodato d'uso gratuito e lì faremo un intervento di riqualificazione per adibirlo a centro culturale e ricreativo, di informazione e accoglienza turistica, di coordinamento provinciale delle 12 Proloco che hanno aderito al progetto. Allora il progetto prevede, oltre a interventi di riqualificazione delle nostre sedi, delle Proloco partecipanti, prevede la realizzazione di questo centro dove verrà realizzato un centro convegni di 60 posti, dotato di tutte le attrezzature multimediali all'avanguardia, cosa che mancava a Porto Empedocle. Ci sarà pure una sala di ingresso espositiva e ci sarà un ufficio attrezzato. Noi pensiamo di iniziare i lavori già a partire fra qualche giorno. Oggi pomeriggio abbiamo l'incontro con l'impresa che è di Porto Empedocle
Dopodiché passeremo alla fase, intanto già abbiamo iniziato ad arredare le nostre sedi di prologo e poi daremo le attrezzature informatiche. Dopodiché nel progetto dobbiamo realizzare 2 itinerari provinciali, itinerari naturalistici, e dopo passeremo alla fase della promozione dell'informazione attraverso materiale informativo multimediale. È stata sospesa la caccia in Sicilia dopo l'accoglimento del ricorso degli ambientalisti da parte del TAR di Catania. I giudici amministrativi hanno bloccato le doppiette pronte a sparare da oggi. La caccia è sospesa almeno fino al prossimo 1° ottobre. Sarà presentato venerdì a Grotte il libro di Franco Lamendola, L'ingegnere delle miniere. Il geologo Franco Lamendola presenta il suo libro, che è L'ingegnere delle miniere, parla di una storia della Sicilia ai tempi dello zolfo, del sale, un viaggio storico che fa attraverso una persona a lei molto cara. Chi è questa persona? Mio padre, l'ingegnere delle miniere. Il libro vorrebbe essere una narrazione parallela di 2 momenti storici contestualizzati in 2 archi temporali diversi, di cui uno inglobato e intrecciato nell'altro, tra cui appunto da una parte la storia bisecolare della Sicilia mineraria, che inizia alla fine del Settecento per poi chiudersi alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. Una pagina che, a mio modo di vedere, non è stata mai abbastanza raccontata sia dalla letteratura ma anche dalla filmografia, dalla cinematografia, devo dire anche dal mondo della scuola, benché i nostri scrittori conterranei ne parlino, Pirandello, Sciascia, ma anche Camilleri, ma non abbastanza per quello, per la durata temporale che ha avuto. Qui stiamo parlando di quasi 200 anni di estrazione di zolfo in Sicilia, nei quali la Sicilia è stata al centro del mondo per la produzione dello zolfo, ma soprattutto per gli scenari sociali che si celavano dietro questa pagina di apparente benessere, di apparente ricchezza, perché di questo si è trattato, di una pagina di apparente ricchezza. Mi riferisco soprattutto al dramma dello sfruttamento di intere generazioni di minatori e di carusi che andavano a lavorare nelle viscere della terra a una profondità di 900-1000 metri dal suolo in condizioni disumane, e anche allo schiavismo dei carusi. Ebbene, dall'altra parte invece, in parallelo, c'è invece la storia e la caratterizzazione di Totò Lamendola, appunto, che ha contrassegnato con la sua essenza di personaggio, con il suo profilo diciamo umano e anche professionale, l'ultimo quarantennio di questa epoca. Bene, a tenere insieme queste 2 narrazioni, questo nucleo tematico, due metafore, l'alba e il tramonto. La descrizione dell'alba, con cui si apre il libro, rappresenta la metafora dell'inizio della giornata, ma dell'inizio di tutto, della storia di Totò, l'inizio della storia dell'epopea dello zolfo di fine Settecento, e mentre il libro si chiude invece con la descrizione del tramonto, che invece è la fine della giornata, e quindi è la metafora di fine di tutto, fine dell'epopea dello zolfo, ma fine anche del contesto sociale entro il quale è vissuto appunto l'ingegnere delle miniere. Il volume è frutto di una sua ricerca perché contiene testimonianze, contiene immagini, contiene documenti di quell'epoca. Sì, certamente. Molto materiale è stato appunto attinto all'archivio di Stato di Caltanissetta, dove ci sono parecchi dati relativi alle miniere, alle zolfarie, alle saline. E poi ci sono molti contenuti sono relativi ad interviste che io ho fatto qualche anno fa, anche un decennio fa, sinché erano in vita dei personaggi che hanno contrassegnato quell'epoca, tra cui anche ex zolfatai. E adesso la pausa per la pubblicità, a tra poco. Prendo atto con amarezza del comunicato di Ignazio Cutrò, che mentre afferma il principio di innocenza, dall'altro utilizza un avviso di garanzia strumentalizzandolo.
A parlare è il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo il rifiuto di Cutro di partecipare alla presentazione di un suo libro alla presenza del sindaco Brandara. Frutteto solidale, iniziativa a Modica, nel Ragusano. La realizzazione di Frutteto Solidale qui a Modica è importantissima e si inserisce perfettamente all'interno della strategia di cittadinanza d'impresa che Procter & Gamble porta avanti ormai da tanti anni. Ovvero, per essere oggi un'azienda leader che vince sul mercato è importante non soltanto realizzare dei buoni prodotti, ma anche lavorare su altri vettori quali l'etica e la responsabilità d'impresa, la diversità e inclusione, la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e la parità di genere. Il Frutteto Solidale si inserisce all'interno di un programma più grande di cittadinanza d'impresa che abbiamo lanciato a gennaio, P&G per l'Italia, con il quale intendiamo realizzare azioni concrete che le persone possono vedere concretamente nell'ambito della sostenibilità ambientale. Quello che vedete alle mie spalle è un bellissimo esempio di rete tra imprese che ha dato vita ad un frutteto solidale con fichi, limoni e melograni che presto saranno in grado di assorbire oltre 60 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Una collaborazione, diciamo, di rete di imprese con New FDM, Procter & Gamble, A0 CO2, che è stata l'azienda operativa che ha permesso appunto la piantumazione di questi alberi, che è orgoglio di tutti quanti. Ogni giorno lavoriamo nelle attività di impresa, facciamo impresa, ma ci si ritrova a collaborare con il territorio. CO2 è una società di Legambiente e Kyoto Club, ha 20 anni di storia. Da tantissimo tempo ci occupiamo di riqualificazione territoriale. Abbiamo un curriculum lunghissimo, un'esperienza lunghissima in progetti di riforestazione e tutela del patrimonio forestale. Pensate che abbiamo messo a dimora 300.000 alberi negli ultimi 3 anni, 15 regioni coinvolte, 240 ettari, numeri bellissimi, e i nostri progetti erano sempre realizzati tramite aziende partner, aziende sponsor che finanziavano le opere, e i beneficiari dell'intervento sono sempre gli enti locali. I benefici di questi interventi di riqualificazione territoriale da realizzarsi presso parchi pubblici di proprietà degli enti locali o degli enti parco erano sempre la riqualificazione ambientale, l'assorbimento della CO2, perché ovviamente le piante assorbono CO2, la tutela della biodiversità e l'abbellimento del paesaggio. Per noi è un potenziale abbastanza importante, perché la realtà nostra già si basa su raccolta di frutti. Noi raccogliamo già olive, raccogliamo già carrubi e abbiamo un piccolissimo agrumeto dove i ragazzi sono impegnati nella raccolta dei frutti. Ma tenendo presente che i ragazzi che raccolgono i frutti sono ragazzi disabili e che noi impegniamo in attività di agricoltura sociale, è già una bellissima cosa, un arricchimento dei nostri alberi. Adesso abbiamo 3 nuovi frutteti, un piccolo limoneto, un insieme di alberi da fichi e 25 alberi di melograni. Progetti come questo sono importanti per un territorio come il nostro, perché sono un'opportunità per mettere insieme luoghi, soggetti, prodotti e valorizzare questo territorio con i tanti prodotti che vengono riportati a nuova vita, all'attenzione di tutti. E questa cosa, se riusciamo a farla con persone che sono fragili, che hanno bisogno di contatto umano, di trovare un inserimento nella società, sicuramente è un valore aggiunto. Concludiamo con la performance teatrale a Siculiana con Valentina Bischi. Grazie per averci seguito e arrivederci. Da quando noi esercitiamo la nostra professione così per gioco, ci permettiamo di andare oltre
certi cavilli burocratici che rallenterebbero e basta la procedura. Noi ci permettiamo di andare oltre l'ipocrisia di certi codici e paragrafi. Oltre la burocrazia. Quello che mi viene da dire è che è la storia di un senso di colpa, un sesto senso, quindi il senso di colpa che attraversiamo tutti, ci attraversa tutti, e quindi credo che questo racconto arrivi in qualche modo, perché va a toccare questo senso. E così mi è capitato di tanto in tanto di consolarla sul canapè di casa Shikasi, o come si conviene a questo mondo, sul talamo nuziale. Forse quello che tocca di più è proprio la giustizia, secondo me porta una domanda: chi la stabilisce, come, quali sono le regole per cui si stabilisce. Esiste una giustizia uguale per tutti, esiste una giustizia degli stati d'animo, dei sentimenti. Ma non ci voglio pensare, signori, questa cena è straordinaria, e quando tornerò a casa vorrò senz'altro proporla al circolo maschile di cui faccio parte. Bene. La maschera è una maschera originale di Ferdinando Falossi, che ringrazio e ringrazierò sempre. Sì, l'ha realizzata lui a Pisa, ma oltre ad averla realizzata, il regalo bello è stato che lui l'aveva già scelta. Cioè, io gli avevo chiesto per telefono che avremmo dovuto vederci, perché avrei voluto così indossare una delle sue maschere, e lui l'aveva già scelta, e quando sono arrivata a casa sua mi ha detto: la tua è quella. E io allora ho provato tutte le altre prima e poi sì, era quella, e mi rimane sempre questo suo gesto, no? La tua è quella, che mi fa così, lo voglio immaginare, mi fa pensare che lui le maschere le vede già addosso, le sente già addosso.